Eder. Mech. Pallister. La mattina del 14 Gabriella Micheli, quando esce di casa intorno alle 8:40, traccia la sua camminata con una app sportiva. Queste app riportano fedelmente tramite il GPS il proprio cammino su una mappa. A differenza della GoPro di Sebastiano, questi tracciati non sono editabili, quindi non sono modificabili. Ho già fatto chiedere 2 volte a Gabriella la possibilità di avere in modo leggibile questi tracciati per ricostruire orari e camminata del suo 14. Con una risoluzione ottimale si vedrebbe al posto del nero la mappa di Trieste, quella linea che percorre il nero e Gabriella che cammina. A differenza di un contapassi, questa app si avvia all'inizio della propria camminata e si arresta al termine della propria camminata. Quindi un'altra informazione che possiamo ricevere da tutto ciò è che Gabriella quella mattina ha fatto 3 sessioni separate di camminamento. Questo è uno screen di come uso io l'app di qualche mese fa. Come vedete c'è una linea che indica tutto il percorso che ho fatto nel dettaglio e poi c'è la mappa del paese su cui la linea si va a sovrapporre. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.